Fanno selfie sfidando la sorte o lasciano sassi in mezzo ai binari con rischi altissimi per sé e per gli altri. A Preganziol l'allarme dei residenti dopo continui episodi. Maltempo e calo termico in arrivo da mezzanotte, scatta l'allerta gialla in tutto il Veneto per temporali, vento e grandine previsti soprattutto tra il pomeriggio di domani e venerdì. Paura nella notte in via Posteo Maestranda, 31enne perde il controllo dell'auto e piomba nel giardino di un'abitazione scavalcando la recinzione, intrappolato nella vettura è vivo per miracolo. Esce di strada con il SUV Porsche, si ribalta e abbatte un muretto di recinzione, imprenditore di Castelfranco illeso per miracolo, lo schianto a Longarone, le auto vicine danneggiate dai detriti. Coppia di centauri friulani esce di strada in sella alla moto, drammatico incidente a Nerveso, un 63enne grave in ospedale a Treviso. Domani a Roncade il lutto cittadino per i funerali del bimbo di 6 anni morto a Cavallino Tre Porti, un minuto di silenzio durante le esequie, bandiere a mezz'asta, 2 comunità si stringeranno e genitori straziati dal dolore. I 14 comuni dell'area di Conegliano e Valdobbiadene candidati a Città Italiana del Vino 2026 a sostegno della regione. Le colline del Prosecco sono simbolo mondiale di qualità e bellezza. Oltre 500 tifosi anche da fuori Treviso al Palaverde per il raduno delle campionesse dell'Imoco Conegliano. Le pantere imbattibili non sono stanche di vincere. Rugby, 3 leoni biancoverdi al lavoro in questi giorni alla Ghirada in vista delle prime sfide sul campo. Anche il terza linea Manuel Zuliani, reduce dalla stagione della consacrazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi i titoli, la cronaca l'avete sentita sempre in primo piano, selfie in attesa del treno e sassi sui binari della tratta Treviso-Venezia, protagonisti dei minorenni, l'allarme a Preganziol dove i residenti chiedono di fermare il fenomeno. Confermo che ci sono e fanno questi brutti giochi nei binari proprio del treno o dei selfie. Per dire, è successo, facevano dei selfie, aspettavano che il treno arrivasse e si spostavano all'ultimo o mettono cose sui binari. Purtroppo sì. Si siedono anche sui binari a farsi i selfie, cioè, sono spericolati, diciamo, non hanno paura di nulla. Un'estate al limite, pericolosa per sé e per gli altri. È una fotografia inquietante quella che arriva da questo angolo di Preganziol tra San Trovaso e Frescada, a ridosso dei binari della ferrovia sulla tratta Treviso-Venezia. Diverse le segnalazioni che parlano di ragazzini 14-15 anni, in prevalenza italiani, completamente fuori controllo. Non solo selfie mentre passa il treno, tra loro si sarebbe insinuata anche un'altra, chiamiamola così, moda. Che è quella di mettere i sassi sui binari e aspettare che il treno passi per vederli appunto partire. Una volta che partono dove vanno a finire? Nelle zone circostanti, nei giardini privati, se va bene non prende nessuno. A lei è capitato? A noi è capitato di trovarne uno in giardino. A facilitare la gang c'è un sottopasso che di per sé sarebbe interdetto al traffico pedonale, ma che di fatto viene utilizzato anche per bivaccare, come raccontano indumenti a terra, cartacee e rifiuti. Da qui l'accesso ai binari è facile e proprio da qui passano i ragazzini per le loro follie. Abbiamo chiamato spesso la Polfer, ma purtroppo non hanno personale a sufficienza per poter mandare qualcuno. In realtà nel recente passato gli stessi residenti hanno tentato un dialogo con questi ragazzi e non sempre il confronto è andato a buon fine. Sono andata di persona a sgridarli e a mandarli via, praticamente non è il posto per giocare o per mettersi in mezzo a fare chissà che, insomma. Esatto, sono andati via. Fanno tanto un po' i sbruffoni, no, fatti gli affari tuoi, eccetera, però purtroppo succede, sì. E poi continuano? Continuano, sì, continuano, poi si spera sempre, si fa sempre il segno della croce che non succeda niente perché purtroppo è un rischio grande. Non è rara poi l'attivazione delle procedure di sicurezza per la presenza di persone sui binari. Quando capita, il treno decelera a 30 km all'ora e procede a vista, fischiando continuamente. Tra i residenti si chiedono delle contromisure. Non so se sia bastevole chiudere il sottopasso o se bisogna alzare, che ne so, una rete, qualcosa che impedisca il passaggio proprio alla ferrovia diretto. C'è un via vai continuo di persone e quindi non si capisce bene che cosa vadano a fare, insomma, e quindi è un posto che non è controllato. Il mio messaggio è che la vita è una e che il gioco non so se qua valga la candela.
magari evitare senza dubbio che si facciano un esame di coscienza anche per i genitori a casa, che penso che sappiano una cosa del genere, davvero il pensiero è tanto, ecco. Aumenteremo i controlli nell'area, assicura la sindaca di Preganziol Elena Stocco, che si dice fin da ora disponibile a incontrare i ragazzi e le loro famiglie. Devono capire il valore della vita, queste le sue parole. È importante che tutte le istituzioni e quindi anche la polizia locale sia informata di quelli che possono essere degli episodi di questo tipo. Quindi i canali istituzionali ovviamente ci sono e con la nostra polizia locale siamo più che disponibili ovviamente non solo a intensificare quello che è il presidio del territorio, ma a intervenire anche con la presenza e anche con misure di contatto, di presa di contatto con queste famiglie e soprattutto con i ragazzini stessi, perché capiscano la gravità di questi comportamenti. Tutti noi abbiamo a cuore la sicurezza e l'incolumità dei nostri ragazzi e delle persone e di chi viaggia soprattutto. Quindi massima disponibilità per parlare con questi ragazzi e per far capire che ci sono 1000 opportunità per impiegare il proprio tempo, che qui a Preganziol le attività sono davvero tante, e per cui vi invito davvero a non ripetere queste azioni e a venire a trovarmi in municipio, perché mi piacerebbe fare con loro un giro per la nostra città e per vedere quelli che sono i punti, le tante attività belle, stimolanti da fare e soprattutto con riferimento al volontariato. Maltempo e crollo termico in arrivo. La Protezione Civile regionale fa scattare l'allerta gialla su tutto il territorio del Veneto dalla mezzanotte di oggi a tutto il venerdì per la perturbazione in arrivo da ovest, che porterà precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni localmente intensi e specie giovedì e in pianura, quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti nel lento spostamento. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Notte concitata e strana, dove un'auto è piombata nel giardino di una casa a ridosso di una rotatoria. Il 31enne miracolato dopo essere stato estratto dalle lamiere, ma qui si corre troppo, dicono i residenti. Questa notte, appunto nel cuore della notte, ho sentito un forte boato e ovviamente l'ho collegato subito a un incidente. Come spesso accade qui in questa strada, purtroppo la gente corre troppo. E proprio la velocità folle potrebbe essere all'origine della spaventosa carambola che ha portato l'auto condotta da un 31enne trevigiano a piombare letteralmente nel giardino di questa abitazione privata in via Postioma Istrana, a ridosso della grande rotatoria sulla Postumia Romana. È l'1:30 quando il mezzo, come un proiettile, prima abbatte un palo della luce sulla rotonda, poi finisce contro il muro della casa dall'altra parte della carreggiata, scavalcando il marciapiede. È qui che la corsa, anziché fermarsi, quasi accelera, con l'auto che viene catapultata nel giardino interno tra i rami della vegetazione. Una traiettoria impazzita. In casa c'è il proprietario. L'allarme è immediato. Inizialmente nemmeno i residenti riescono a capacitarsi della dinamica. Ci facevamo delle domande perché abbiamo detto: ma se vanno sempre dentro? A un certo punto ho detto: guarda che la macchina è finita dentro nel giardino. Mi fa: ma come nel giardino? Sì, perché vanno dentro. Dopo siamo scesi, quando era già arrivata l'ambulanza e i vigili del fuoco siamo scesi e abbiamo visto proprio che la macchina era dentro nel giardino della casa. Sul posto operatori del SUEM 118, carabinieri e vigili del fuoco. Sono questi ultimi a estrarre il 31enne dalle lamiere e poi con l'autogru a recuperare la carcassa del mezzo, praticamente irriconoscibile. La situazione sembra critica, ma l'uomo si salva e una volta in ospedale viene dichiarato fuori pericolo di vita. Gli è andata bene in questo caso e siamo tutti felici, però decisamente qui i guidatori sono sempre ultimamente fuori controllo, non rispettano i limiti e corrono decisamente troppo. Io ho anche una dashcam, ogni tanto mi fermo a vedere i filmati e si vedono di quelle manovre. Comunque sì, come ha già detto lei, questi sono due rettilinei, quindi vi lascio un po' immaginare. Manovre azzardate. Beh, anche sì, comunque si corre perché appunto c'è il rettilineo, è libero e c'è chi si lascia andare. Un po' di attenzione per la strada bisogna metterla, perché altrimenti veramente è peggio di un bollettino di guerra.
Spettacolare incidente stradale alle 13:15 di oggi in via Roma, a Longarone in direzione nord. Un imprenditore di Castelfranco al volante del suo SUV Porsche alimentazione ibrida, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del bolide che è uscito di strada capottandosi. L'urto violento ha distrutto un muretto di recinzione, i detriti volati come proiettili hanno danneggiato alcune vetture che erano lì parcheggiate. L'imprenditore, protetto dai dispositivi di sicurezza della vettura, è uscito illeso dall'abitacolo e ha rifiutato il trasporto all'ospedale. Per rimuovere detriti e auto sono arrivati i vigili del fuoco, mentre per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Longarone. L'incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico. Ed ancora incidenti, drammatico incidente questa mattina poco dopo le 11 a Nervesa della Battaglia, dove una moto con in sella un 59enne e una 63enne, entrambi di Buia in provincia di Udine, è finita fuori strada all'incrocio tra via Priula e via Madonnetta per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio la donna sbalzata a terra, che ha riportato diversi seri traumi, rendendo necessario il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Meno gravi il 59enne, trasportato invece a Montebelluna. Ha investito un operaio in zona stazione a Treviso, è fuggito ed ha speronato l'auto della polizia locale. Un 36enne residente a Pieve di Soligo davanti al giudice. Il giudice ora gli ha imposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 36enne di Pieve di Soligo, che con l'auto ha urtato un operaio alla stazione di Treviso e poi è fuggito a folle velocità lungo le strade della Marca fino a Nervesa della Battaglia, quando è stato fermato ed arrestato. L'uomo è stato accusato di resistenza pubblico ufficiale e omissioni di soccorso. Il giudice gli ha imposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il processo è stato aggiornato al 17 settembre. Si svolgerà in abbreviato, condizionata ad una perizia psichiatrica disposta dal pubblico ministero, che dovrà stabilire la sua capacità di intendere e volere. Si è trattato di un fatto spiacevole che ha visto coinvolto un operaio che stava lavorando in un cantiere lì nella stazione ferroviaria di Treviso e che è stato sostanzialmente investito da questo giovane, da questo 36enne, che poi non si è fermato all'alt che gli è stato imposto dalla polizia locale, che tra l'altro era presente sul posto. L'operaio, 44enne residente nella provincia di Como, urtato dalla macchina, si è recato autonomamente presso il pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello. Il 36enne alla guida, inseguito lungo la Ponte Bana dalle forze dell'ordine, è arrivato a speronare l'auto della polizia locale. Nello scontro un agente è rimasto lievemente ferito, riportando lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Poi il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada, impattando contro un muretto. Poi è uscito di strada e quindi i carabinieri sono riusciti a fermarlo. In quella circostanza ha provato a allontanarsi nuovamente, ma è stato fermato poi dai militari, che lo hanno preso in custodia per poi arrestarlo. Il 36enne soffrirebbe di problemi legati alla salute mentale, ha precedenti di polizia per minacce, violenza privata e resistenza pubblico ufficiale. Un plauso da parte del sindaco Mario Conte alle forze dell'ordine. Desidero ringraziare di cuore i nostri agenti che hanno affrontato la vicenda con determinazione, garantendo l'incolumità della comunità e dimostrando ancora una volta quanto la polizia locale sia un presidio fondamentale di sicurezza e legalità per la città. Un pensiero di vicinanza va anche al lavoratore investito dell'automobilista, al quale auguro una pronta guarigione. Ringrazio i carabinieri di Treviso, conclude il primo cittadino, per la grande sinergia che ha permesso di assicurare alla giustizia l'autore di questi fatti. Ed ora il gravissimo incidente avvenuto a Loreggia. Studiava a Castelfranco il 15enne Martin Pattaro, travolto e ucciso in bicicletta nel tardo pomeriggio a Loreggia. Notizia che vi abbiamo dato anche nel nostro telegiornale del Veneto. Anche la Marca dunque sconvolta dalla tragedia avvenuta all'uscita della ciclabile Ostiglia. E resta in gravissime condizioni la 14enne originaria della Lombardia, colpita ieri pomeriggio da un malore in spiaggia ad Duna Verde. La ragazzina si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale di Treviso, dove è stata portata ieri in elicottero dal nosocomio di San Donà di Piave, prima destinazione in seguito al soccorso lungo l'Arenile. Roncade e Cavallino Treporti, 2 comunità unite per l'ultimo abbraccio al piccolo Carlo Panizzo. Alle 10 domani il funerale ed il lutto cittadino.
Accanto al feretro, i suoi giochi, quelli che il piccolo Carlo amava tanto, la bici, il pallone, un suo disegno. In paese il silenzio, le lacrime di un giorno che pesa come un macigno. Alle 10 l'ultimo saluto e l'abbraccio immenso di due comunità, Roncade e Cavallino Tre Porti, al piccolo Carlo, morto a 6 anni annegato nel mare lo scorso 11 agosto. Una giornata di dolore. Dalle 10 alle 11:30, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, è stata disposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Ci sarà un paese intero, tanti cittadini a salutare questo piccolo inghiottito dalle onde, in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e allegria. Lo strazio di mamma Dana, il dolore di papà Fabio nelle parole scritte in quell'epigrafe dove risaltare il sorriso di Carlo che riempie il cuore e allo stesso tempo lo spezza. Un piccolo angelo strappato troppo presto all'amore dei genitori. A lui la famiglia ha dedicato parole piene di amore. Nei giorni della disperazione, piccolo angelo, il tuo amore riempie ancora i nostri cuori. Manterremo la promessa di vivere con gioia, sapendo di averti sempre al nostro fianco e sicuri che un giorno ci ritroveremo, pronti a farci ancora tante coccole insieme. Il comune di Roncade è stato sommerso dai messaggi che tante persone hanno voluto far arrivare alla famiglia del piccolo e al fratellino. Alle 10 domani, nella chiesa di Roncade, l'ultimo abbraccio dei genitori, dei familiari e dei piccoli amici di Carlo che hanno giocato e riso con lui. La Regione Veneto sostiene la candidatura di 14 comuni dell'area di Conegliano e Valdobbiadene a Città Italiana del Vino 2026, promossa dalla rete europea e dalla Città del Vino. Le colline di Conegliano e Valdobbiadene, afferma l'assessore veneto all'agricoltura Federico Caner, sono simbolo mondiale di qualità e bellezza, un luogo in cui la cultura del vino si intreccia con la storia, l'arte, il paesaggio e i viticoltori custodi di un saper fare tutto veneto. La candidatura a Città Italiana del Vino 2026 è molto più di un titolo, è la celebrazione di un territorio che ha saputo trasformare la propria tradizione in un paradigma di qualità e bellezza e la Regione non può che sostenere questa istanza. Addio alle chiamate indesiderate dei call center. Da oggi i nuovi filtri dell'Agcom bloccheranno i numeri sospetti sui telefoni fissi. Da novembre toccherà anche ai cellulari, ma i cittadini restano scettici. Comunque ho più numeri bloccati che quelli in rubrica. Stop alle chiamate spam dei call center. L'Agcom impone il blocco sui telefoni fissi e dal 19 novembre scatteranno i filtri anche per i cellulari. Io, mia moglie, i ragazzi, tutto, li blocchiamo, però niente da fare, arrivano sempre. Ovviamente sono sempre lì che ti chiamano, è anche un disturbo proprio della persona, ogni volta che rispondi apri, tu aspetti una chiamata magari seria e invece sono sempre truffe di questo genere, scoccia veramente tanto. Secondo il Codacons, ogni italiano riceve in media tra le 5 e le 8 telefonate commerciali a settimana. In totale 15 miliardi di chiamate in un anno nel nostro paese. E la pazienza dei cittadini è al limite. Ho installato Truecaller, un'app che le blocca. Io rispondo e sto zitta perché adesso con l'intelligenza artificiale ho molta paura, dico la verità, che magari registrano la mia voce e la utilizzano per creare una voce falsa mia, anche per dare magari accesso a dati miei personali. Fastidio, ma anche tanta sfiducia. In molti non credono che le nuove misure possano davvero bastare. A volte ho ricevuto anche dei messaggi su WhatsApp, quindi potrebbe essere che sì, insomma, anche se hanno comunque risolto la questione delle chiamate, probabilmente ci contatteranno in altro modo. Spingeranno su un tipo di marketing diverso, magari social, ma troveranno un modo comunque per fare il loro lavoro, magari non più telefonico. Potranno trovare vie alternative, però credo che magari è già un passo in avanti e lo faranno sicuramente. Adesso magari per mail, già lo fanno per mail, magari continueranno sotto quel punto di vista, speriamo, basta. Estate, tempo di vacanze e di abbandoni. L'ENPA lancia un appello all'adozione consapevole. Numeri più bassi in Veneto, ma i rifugi rimangono comunque pieni. Cresce l'allarme per razze di moda sui social, comprate per l'estetica e poi lasciate nei canili. L'ENPA promuove la cosiddetta adozione consapevole. È l'appello di Romano Giovannoni del Consiglio Nazionale ENPA, in un'estate che come ogni anno vede crescere il rischio di abbandoni di cani e gatti. Per la nazionale i numeri restano purtroppo molto costanti. E poi ci sono alcune regioni virtuose, tra cui il Veneto.
i numeri degli abbandoni per quanto riguarda i cani annualmente diminuiscono. Purtroppo aumentano altri numeri che sono dovuti alle rinunce di proprietà e ai sequestri. Meno cani abbandonati dunque, ma non vale lo stesso per i gatti che continuano a essere lasciati allo sbaraglio. Nel frattempo i rifugi restano pieni. A volte si prendono delle razze soltanto perché è una moda, sono di moda o sono belle, perché per questioni estetiche, ma magari hanno dei comportamenti e delle caratteristiche che magari non sono adatte alla persona o alla famiglia. Boom di ingressi per i molossoidi, Amstaff, Pitbull e Rottweiler in cima alla lista. Li prendono da cuccioli quando hanno una certa età, se non sanno gestirli possono dare dei problemi e si lasciano e si abbandonano e si rifiutano. Ma nei canili è difficile dar loro una seconda possibilità. Bisogna sapere cosa si sta prendendo, bisogna informarsi, bisogna appoggiarsi alle persone, alle volontari o agli educatori cinofili per quanto riguarda i cani, che ti danno dei consigli, il cane giusto per te. Una paziente con una forma di asma grave non rispondente alle terapie farmacologiche è stata sottoposta a un intervento innovativo di termoplastica bronchiale presso la pneumologia dell'ospedale di Montebelluna. È una procedura molto delicata, spiega il primario Francesco Menzella, che viene eseguita in pazienti selezionati in pochi centri specializzati sia in Italia che in Europa. Si tratta di una tecnica complessa che richiede un'elevata competenza multidisciplinare e un supporto specialistico da parte di anestesisti, esperti e personale infermieristico altamente qualificato. La termoplastica bronchiale, che si effettua nel corso di una broncoscopia, si esegue inserendo un catetere dotato di elettrodi in grado di applicare calore a 65 gradi sulla parete dei bronchi tramite radiofrequenze. Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo allo sport, al Palaverde, l'avvio di una nuova stagione dell'Imoco Volley in attesa del ritorno delle nazionali di coach Santarelli impegnati nei mondiali in Thailandia. La lunga striscia di trofei non ha tolto alle Pantere la fame di vittorie. Vincere non ti annoia mai. Parola di Capitan Voloz al Palaverde con le compagne, veterane e volti nuovi, con cui la Prosecco Doc Imoco Volley difenderà nella stagione 2025-2026 il titolo di campione d'Italia ed Europa. Prima parte della preparazione atletica in attesa del ritorno delle nazionali impegnate nei mondiali in Thailandia, come pure mister Daniele Santarelli alla guida della Turchia. Ma chi ha già vinto tutto, che obiettivi si dà? Adesso cerchiamo di rifarlo ancora, non c'è mai limite, diciamo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso degli anni scorsi, lavoreremo come gli anni scorsi per ottenerlo, sarà difficile come sempre. Però questa società ci ha sempre dato la possibilità di poterci esprimere al meglio e di poter pensare veramente solo alla pallavolo e ci ha sempre messo nelle condizioni migliori, quindi sono fiduciosa. Lo sappiamo bene che tutti ci vogliono battere, però noi dobbiamo fare ancora di più. Questa è la nostra idea, di fare ancora di più perché altre si sente già l'aria sulle spalle. Le Pantere hanno fame di nuove vittorie, dice Voloz, alla 9ª stagione in maglia giallo-blu. Anche quest'anno l'inserimento in squadra di compagne giovani e motivate darà freschezza e nuovo slancio. Il palazzetto mio familiare, conosco lo staff, per me è bellissimo anche tornare in questa città che quando ero piccola non ero riuscita ad apprezzare pienamente, però adesso sono pronta per fare un bel anno pieno. Tra gli inserimenti più significativi la palleggiatrice americana Jenna Ewert. Lei è molto competitiva e la prima cosa che vuole mettere in campo a disposizione della squadra è questo senso di competitività, voglia di vincere. Una squadra costruita tassello dopo tassello dai due presidenti Pietro Maschio e Piero Garbellotto per rimanere ai vertici mondiali. L'anno scorso si sono allineati tutti i pianeti, come Prosecco Doc Imoco Volley siamo contentissimi, ma vediamo di ricominciare panciatare a lavorare da buoni veneti. Partiamo con grandissimo entusiasmo e come dice spesso il nostro capitano Voloz, la nostra bandiera del Gennaro, la migliore Imoco è quella che deve ancora venire. In 500 sugli spalti al Palaverde ad assistere al primo allenamento dell'Imoco 2025-2026.
Se coach Daniele Santarelli gli allenamenti li segue tramite una piattaforma a cui è collegato dalla Thailandia, forse non in diretta visto il fuso orario, chi vi assiste dal vivo sono i tifosi della compagine giallo-blu. In 500 al Palaverde per l'avvio della preparazione stagionale e la presentazione delle nuove arrivate. Tifosi non solo dalla Marca, Vicenza, Pordenone, Rovigo, partenza di mattina presto per essere al Palaverde alle 10 e assistere al primo allenamento. È una squadra fantastica e merita. Merita venire anche quando è estate? Certo, e seguire anche gli allenamenti anche durante tutto l'anno. Curiosità per vedere com'è oltre, diciamo, dentro le quinte, perché sì, le partite sono una cosa, ma respirare un po' di moco. La scorsa stagione sono state 111.000 le presenze sugli spalti al Palaverde e anche in un martedì mattina d'agosto il popolo dei fedelissimi delle Pantere riempie la tribuna. In campo la nuova Imoco 2025-2026 che inizia la preparazione con l'aiuto delle giocatrici delle giovanili. Tra il pubblico ragazzi e ragazze che amano questo sport anche al di là del tifo. Tu giochi a pallavolo? Sì, giocavo, ma quest'anno smetto. Perché? Perché vado all'università e non riesco a combinare. Però c'è un po' di tristezza quando si molla uno sport come questo. Sì, perché comunque lo praticavo da 6 anni e quindi non tornare ad allenarmi sarà un po' strano, ecco. Spero che ci vediamo, immagino tutti in Piazza Civa con stessi timoni e stessi sorrisi che l'anno scorso, quindi significa che vinceremo qualcosa. Ciao. Allenamenti che proseguiranno tutta la settimana, salvo venerdì, sempre a porte aperte alle 10 al Palaverde. E siamo al rugby, tra i leoni biancoverdi al lavoro in questi giorni alla Ghirada anche il terza linea Manuel Zuliani, reduce dalla stagione della consacrazione. La scorsa stagione è stata una stagione importante per me, ho giocato molto e questo mi ha permesso di performare in campo. Ovviamente quest'anno vorrei ripetermi, so che la concorrenza in terza linea è tantissima, ho tanti miei compagni forti e penso che lavoreremo tutti insieme per trovare il risultato e ovviamente giocare. La consacrazione nell'annata appena trascorsa e la voglia di restare ad alto livello. Manuel Zuliani ha raggiunto dalla scorsa settimana con tutti i nazionali italiani il gruppo che si sta preparando intensamente alla Ghirada. Scavallata la metà di agosto, le prime sfide sul campo si avvicinano. Stiamo cercando di riallinearci ovviamente con i giocatori che erano già qui. Già da scorsa settimana, ovviamente sempre con altissima intensità perché è la prestagione, ma abbiamo incominciato ad aggiungere qualche sistema di gioco, sia in attacco sia in difesa, le nostre exit, stiamo incominciando a dirigerci verso le prime partite, quindi stiamo mettendo le basi per il nostro gioco. Agli ordini di coach McRae, a capo di uno staff tecnico rinnovato, ma che ha trovato i leoni pronti alla chiamata. Si vede già da subito, già da scorsa settimana che abbiamo cominciato il loro stile di gioco, le cose che ci vogliono trasmettere si vedono subito e noi giocatori cerchiamo di portarle in campo ogni allenamento e migliorarle giorno dopo giorno. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In apertura alla cronaca, ciclista muore colto da un malore in sella alla mountain bike. La tragedia nel pomeriggio a Cortina d'Ampezzo. La vittima è un 66enne di Pasiano di Prato in provincia di Udine che stava salendo con la bici dal rifugio Palmieri verso Forcella Ambrizzola. I presenti hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione fino all'arrivo dell'equipe medica dell'elicottero del SUMDP Evitadore che è subentrata nel tentativo di fargli riprendere coscienza. Purtroppo invano. L'assessore ai lavori pubblici e al Nevegal Franco Roccone è sempre più vicino all'uscita dalla giunta dei Pellegrini il casus belli, l'ipotesi di stalli a pagamento sul colle. Il futuro di Roccone potrebbe passare direttamente dalle urne delle prossime regionali. Assisteremo ancora una volta al balletto
dimettiti, no, non mi dimetto. No, non è il caso mio, nel senso che se devo andare via posso anche andare via senza sbattere la porta, vado via con assoluta tranquillità perché il mio impegno è un impegno stato profondo, pieno, vado via a testa alta, mi creda, vado via a testa alta. A testa alta ma con la scure delle dimissioni in agguato, e sarebbe una questione di giorni se non di ore per l'assessore ai lavori pubblici al Nevegal Franco Roccon, al centro di un braccio di ferro che rischia di spezzare gli equilibri interni dell'amministrazione dei Pellegrin. Il nodo è sempre lo stesso, la gestione del Nevegal con il progetto degli algerini e la bomba del presunto riciclaggio prima, e l'ipotesi di stalli a pagamento sul Colle poi, ritenuta necessaria per dare ordine e risorse alla gestione della frazione. Ma a distanza di pochi mesi, proprio sulle strisce blu, l'amministrazione ha fatto retromarcia. Sindaco e parte della giunta hanno cancellato la decisione comunicata ufficialmente da Palazzo Rosso il 30 luglio, lasciando Roccon con una delega trasformata in trappola politica. Ma non sono quelle, indubbiamente non sono quelle. Io ho coscienza a posto anche su queste. Io ho passato ancora un anno fa in maggioranza questa questione, ho detto guardate, decideremo se farle blu, bianche, farle come si deve fare. Io avevo necessità di chiudere il cantiere perché ovviamente dovevamo farlo ancora a marzo, e a marzo sono passato in giunta di nuovo a dire guardate che io devo chiudere. Nessuno si è tirato fuori. A giugno, il 26 di giugno, ho rifatto la riunione in giunta, non informale, ma a fine giunta, poi capisco che uno è fuori e uno è dentro, insomma come succede nelle giunte. Ho detto guardate che io fra la settimana prossima inizio i lavori, devo decidere. C'è stato solo Gamba che ha detto ma tutto è blu, basta, nessun altro ha detto nulla. Io sono andato avanti secondo le indicazioni che mi avevano dato. Roccon così alla deriva e in rotta con il resto dell'esecutivo, una vicenda che non riguarda con tutta evidenza solo parcheggi e biglietti. Io capisco le questioni, non è che sono navigato purtroppo per loro e per qualcuno che è nuovo anche alla politica e all'amministrazione. Di queste cose ne ho viste, ne vedrò ancora probabilmente, ma insomma non ne faccio una questione personale. A dare addosso a Roccon gli assessori Paolo Luciani e Marco Dal Ponte, quest'ultimo inviso ai più poiché l'unico fra tutti ad avere mantenuto le sue posizioni professionali all'ULSS e all'università, pur avendo la delega a uno dei referati più insidiosi, quello ai servizi sociali. E mentre in comune si consuma lo scontro, per Roccon si apre già un altro scenario. Il suo nome circola come candidato in pectore alle prossime regionali della lista Liga Veneta Repubblica, partito che nel 1998 fondò con Comencini, Beggiato e Morosin. Sono stati 37 mesi di durissimo lavoro, sono assolutamente soddisfatto, ma credo anche per la maggioranza stessa che adesso è critica perché sul lavoro altrui si sta poco a criticare. Ma quindi lei si dimette, assessore Roccon, e si candida alle prossime elezioni regionali? Piacerebbe sapere una risposta. Lasciamo il tempo al tempo. Sulla vicenda il PD cittadino a esprimere stupore e sconcerto, specie per le modalità della ormai irreparabile separazione fra Roccon e De Pellegrin. Mai si era visto un assessore ancora in carica commissariato da colleghi di giunta sulle proprie deleghe chiave. Si legge in una nota in cui i Dem di Belluno si domandano cosa abbia portato il sindaco a cambiare totalmente idea nel giro di 2 mesi, scaricando le responsabilità di un'amministrazione su una singola persona. Le politiche protezionistiche di Donald Trump preoccupano e non poco anche nel bellunese. I settori che ne potrebbero essere più colpiti sono occhialeria e meccanica. La cosa che più danneggia le nostre imprese è l'incertezza e l'accordo che è stato raggiunto in questo momento del 15% sicuramente non ci soddisfa. Possiamo partire da un dato: il bellunese esporta verso gli Stati Uniti 1,2 miliardi l'anno e il settore che fa la parte del leone, come è facile immaginare, è quello dell'occhialeria, che pesa per il 95% di questo valore. Dai nostri centri studi l'ipotesi è che questo mercato si possa contrarre del 25%, con grosse ripercussioni per tutte le imprese. Export a rischio con la politica dei dazi voluta dagli Stati Uniti nei confronti dei paesi del vecchio continente. Una contrazione già era stata registrata a fine 2024 e potrebbe ripetersi, anche maggiore, se il 15% attualmente stabilito non verrà modificato dalle trattative in essere tra USA e Commissione europea. Preoccupa l'occhialeria, ma non solo. Anche la meccanica potrebbe subire contraccolpi.
se la clientela tedesca a sua volta subirà una contrazione nel mercato americano. Una possibile strada è quella di cercare dei mercati alternativi, visto che il mercato statunitense pesa, ma il peso di questo mercato già oggi è relativo. Non secondario, auspichiamo che a livello di trattative che sembrano ancora non essere concluse ci siano ancora degli spiragli per poter riaprire delle possibilità per tutte le nostre imprese. E triste scoperta questa mattina alle 9:30 nel centro di Belluno, in una traversa adiacente a Piazza dei Martiri. Un piccolo cane è stato trovato morto in via Cipro all'altezza della svolta per Vicolo Crepadoni. Diverse persone visibilmente affrante hanno assistito alla scena e dato l'allarme. A vuoto le telefonate al comando della polizia locale. Solo i carabinieri sono arrivati in un lampo e assieme a loro poco dopo anche il servizio veterinario dell'ULSS per la rimozione dell'animale. Il cane, gravemente malato, sarebbe precipitato dal balcone di un appartamento al 3° piano. Il microchip ha consentito di individuare il proprietario, che non si era accorto di nulla. Il ritrovamento del cane di piccola taglia ha suscitato amarezza tra i passanti, che hanno espresso dolore per la sorte del cagnolino. A Belluno 12 stranieri provenienti da diversi paesi hanno giurato fedeltà alla Costituzione e sono diventati cittadini italiani. La cerimonia si è svolta questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Rosso. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. La ringrazio. Grazie a lei. Complimenti. Grazie a lei. Arrivederci, grazie. 12 giuramenti, 12 diverse storie che da oggi si intrecciano ancora di più con quella di Belluno e dell'Italia, e l'emozione fortissima. Sono cubana e per me significa tanto. Sono molto contenta di aver potuto arrivare a questa storia e penso che è un logro in più e finalmente sono rilassata. Nella sala consiliare di Palazzo Rosso, gremita di familiari e amici, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana, ormai una consuetudine che ogni volta si arricchisce di gestualità e sorrisi nuovi. Il racconto di Jamilé, di nazionalità cubana. Stando fuori dal mio paese e aiutarmi a lei e allo Stato italiano. Dopo che inserirmi un po' nella società italiana e lavorare. Applausi, fotoricordo, abbracci, un rito che segna l'ingresso ufficiale nella comunità e che per molti significa coronare un sogno coltivato da anni. Marcelo arriva dal Brasile. È un bello percorso per arrivare qua, per avere la naturalizzazione italiana. È una grande sfida veramente vivere qua, però si sta bene. Le piace Belluno? Sì, tanto, è un paese piccolo, si vive bene, è tranquillissimo, il posto diciamo qua intorno al Veneto, a me il principale, anche c'è ricercato delle montagne, è bellissimo, bellissimo. Il momento del giuramento, scandito dalle parole della Costituzione, è stato accompagnato dall'orgoglio dell'assessore Franco Roccon e dalla gioia dei nuovi cittadini pronti a scrivere una pagina nuova della loro vita da protagonisti dentro la nostra società. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.